Oggi prepariamo una zuppetta di acciughe tipica di Riva Trigoso, una frazione di Sestri Levante. Il nome originale di questo piatto è bagnon de anciue. Gli ingredienti sono acciughe salate, cipolla, prezzemolo e basilico, pomodori, olio, aglio e vino bianco, acciughe fresche e naturalmente sale e pepe. Laviamo, priviamo dei semi i pomodori, tritiamoli e mettiamoli da parte. In una casseruola scaldiamo un po' d'olio e, aiutandoci col cucchiaio di legno, facciamo disfare le acciughe salate. Ombre de muri de maine, donde ne veni, dove le cane, denșitu du valin a se mostrani, e a neta na punto cotelo agu, e a moncalase o geresto dio, o diavolo in sé, o sega fatto. Aggiungiamo la cipolla tritata non troppo finemente e lasciamola passire a fuoco dolce per un paio di minuti. Nel frattempo prepariamo un trito di aglio e prezzemolo che aggiungeremo alla cipolla e lasceremo cuocere per circa 30 secondi. In tacca de pria chi che saia, in tacca d'udria tu non le mai na, gente delica facce de mandila, vuoi che tu lo su preferisci la, figlie de famiglia o tu de buon. Aggiungiamo un po' di vino bianco che lasceremo sfumare a fuoco vivo. Inseriamo i pomodori tritati e facciamoli un po' insaporire. Versiamo una bella tazza d'acqua, facciamo alzare il bollore, quindi incoperchiamo, abbassiamo il fuoco e lasciamo cuocere per 10 minuti. E a ste panse ve cose che daia, cose da bei, cose da mangiare, fritti a de pigne gianco da Portofin, cervelle de ben, tu immagino fin, lasagne da figlia e 4 tutti. Nel frattempo sciacquiamo bene le acciughe che avevamo già aperto e spinato e tagliamo via le code che fossero rimaste. A barca do vinho e naveghiamo sci scaggi, emigranti do Rio, uicciamo in piedi. Trascorsi i 10 minuti il sughetto è cotto. Dovrà risultare un po' liquido, se fosse troppo asciutto potrete aggiungere un po' d'acqua. Saliamo, pepiamo, lasciamo sciogliere bene il sale e uniamo le nostre acciughe. Cresciata poi l'uracaggi, radicane e niente figli, baccan d'accorda, marsale guede sa, caneli che ne portan te una cresa de mare. E andare, e andare, e andare, e andare, e andare, e andare.
Facciamo alzare il bollore, incoperchiamo e lasciamo cuocere per non più di 1 minuto. Mettiamo ora sul fondo del piatto una galletta spezzettata e a piacere sfregata con uno spicchio d'aglio. Non preoccupatevi se non avete la galletta, perché andranno benissimo dei crostini di pane tostato. Disponiamo sul pane le acciughe con un po' del brodetto, in modo che il pane si ammorbidisca senza però disfarsi del tutto. Prima di servire attendete 2 minuti e nel frattempo mettete sopra le acciughe un pizzico di basilico tritato grossolanamente.